È a bordo di una Alenia C-27 J Spartan dell'aeronautica militare che i vaccini hanno viaggiato. L'aereo per trasporto tattico, decollato da Pratica di Mare, ha fatto scalo a Milano Linate per scaricare i vaccini destinati a Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed è arrivato durante la notte all'aeroporto di Verona Villafranca, sede del terzo stormo dell'aeronautica, con le dosi destinate a nord-est. Il pacco per il Veneto, 875 vaccini, mantenuto a una temperatura di meno 80 gradi, scortato dalle forze dell'ordine, è arrivato all'ospedale di Padova a bordo di un furgone dell'esercito, preceduto e seguito da pattuglie di polizia e carabinieri con un leggero anticipo rispetto all'orario fissato, le 8 del mattino. Freddo pungente, ma a provocare qualche lacrima e la commozione per un momento epocale, quando dalle mani di un militare, Luciano Flor, nuovo direttore generale della Sanità del Veneto, riceve lo scatolone con il prezioso vaccino. Lo aspettavamo da tanto tempo, questa giornata è arrivata. Adesso il lavoro quale sarà? Adesso è fare una campagna vaccinale straordinaria per tutta la popolazione. E all'interno della struttura universitaria si è proceduto a suddividere le dosi che, come convenuto, partono per raggiungere tutte le province della regione ancora assicurate da scorte militari.